Buonasera e benvenuti qui al Palasport di Montebello. Un saluto da Costantino qui alla voce e in regia Lorenzo e Leonardo, pronti per l'inizio di questa settima giornata del campionato di Serie A2, Girone A. Come dicevo, qui al Palazzetto dello Sport di Montebello, il Montebello ospita la squadra avversaria, il Valdagno. Vado con la lettura delle formazioni mentre in pista stanno scegliendo la pallina, e tra un po' ci sarà l'annuncio dello speaker di pista con tutti i nomi. Il Montebello porta sul terreno di gioco Bolla Simone, il numero 7, il capitano, con il numero 96 Wilson Raul, con il numero 45 Del Sale Alessandro, il numero 1 il portiere Gardellin Mirko, numero 77 Simone Iselle, il 19 indossato da Ernest Cinquini, il 17 il portiere Nardi Michael, con il numero 57 Gioffre Alessandro, Rossi Riccardo con la casacca 44, Tudela Gabriel con il 58. In panchina mister Oviedo Oscar, detto Ciupa, a coadiuvare mister Ciupa Gianni Randon. Dall'altra parte il Valdagno scende in pista con il numero 3 Busato Alessio, il numero 15 portiere e capitano Checchetto Giulio, con il numero 7 Cocco Mattia, con il numero 25 portiere Cunegatti Giovanni, il numero 10 indossato da Di Qui Giovanni Luca, Nizzero Marco con il numero 67, con il numero 2 Pasquale Enea, 24 Refosco Alessandro, numero 9 Vallortigara Niccolò. In panchina per il Valdagno mister Rigo Dario. Il match è diretto dal signor Righetti Matteo, coadiuvato dall'ausiliare Oripoli Marco. In attesa della fine dell'annuncio dei giocatori da parte dello speaker di pista, è tutto pronto per il fischio di per il fischio del signor Righetti. Intanto ci comunicano dal posto tecnico i primi 5 a scendere in pista per il Montebello saranno il portiere Nardi Michael, il numero 7 il capitano Bolla, 19 Cinquini, Rossi con il numero 44 e chiude Tudela Gabriel. Dall'altra parte il Valdagno entra in pista con i primi 5 con il portiere Checchetto Giulio con il numero 15, Cocco con il numero 7, il numero 93 Crosara, numero 2 Pasquale e il numero 24 Refosco Alessandro. Settima giornata, ricordiamo l'ultimo incontro del Montebello settimana scorsa qui al Palazzetto dello Sport di Montebello, una partita davvero avvincente contro il Sandrigo, che ha tenuto il punteggio praticamente fino agli ultimi 2 minuti dalla scadere del tempo, con diversi
diversi cartellini blu, le due squadre si sono trovate in diversi momenti in inferiorità numerica da entrambe le parti. Il risultato finale, il Sandrigo è stato raggiunto sul risultato finale del 5-5, quindi con un pareggio qui in casa a parte del Montebello. Adesso il consueto check da parte del signor Righetti ed ecco il fischio, si parte con la pallina sulla stecca di Refosco, a servire Cocco. Lungo dietro porta, Rossi attentissimo sul palo, costretti a tornare indietro a trovare ancora Refosco. E adesso è Bolla che in contrasto con Crosara, che riesce in qualche modo a provare a trovare il centro, pallina fendente da centrocampo da parte di Pasquale. E adesso ed è ancora il Valdagno in possesso di pallina, si fa avanti e prova ad affondare Cocco, riesce a passare il nostro capitano, la pallina si infrange alle spalle dell'estremo difensore del Sandrigo. Adesso il tiro a cercare di impensierire Checchetto, il tiro appunto da Bolla Simone. La pallina finisce fuori, adesso il Valdagno che recupera il possesso della pallina dopo un tiro da parte di Refosco. La pallina viene recuperata, giro dietro porta, si torna indietro, si gioca a centrocampo. Refosco, Pasquale sulla fascia a cercare Crosara, quindi Cocco ancora indietro per Crosara. Nulla di fatto, si ricomincia dalla metà campo del Montebello, i giocatori in casacca grigia con Tudela che prova l'affondo, disturbato dal numero 7 Cocco, riesce ad avere la meglio in mezzo due, ancora Tudela in possesso della pallina, e ancora Cocco che cerca di ostacolare Tudela, ed è proprio Tudela che si guadagna il primo fallo di squadra quando sono trascorsi poco meno di 2 minuti all'inizio di questa settima giornata. È proprio Gabriel Tudela che si incarica della battuta, vicino a lui Bolla che viene servito. Si guarda attorno, indietro per Cinquini in mezzo a un passaggio filtrante a cercare Rossi, scambio con Bolla sulla fascia destra e intanto a terra viene atterrato Tudela, si lamenta, si alza, recupera ancora la pallina, un passaggio non felicissimo che concede un po' di spazi al Valdagno. È proprio il Valdagno che prova ad affondare con Crosara e questa volta il Montebello a commettere il fallo di squadra. Sulla pallina Refosco, vicino a lui Cocco, è proprio Cocco che prova a prendere la pallina, ostacolato da Rossi, ancora Rossi su di lui, tiene ancora la pallina il numero 7 del Valdagno, il passaggio non riesce a chiudersi alla volta di Crosara, ne approfitta Tudela, quindi Cinquini, un passaggio smorzato a cercare Bolla, lo raggiunge in ogni caso, Rossi e adesso il fallo. Il signor Righetti ravvede un fallo, probabilmente in un contrasto a 3/4 di campo. C'è stato un blocco. C'è stato un blocco e quindi il signor Refosco ha concesso il vantaggio e quindi il fallo a favore del Valdagno. Si incarica della battuta Pasquale. La pallina finisce su Refosco. E adesso un Pasquale per terra ma vengono chiamati i soccorsi a bordo campo. Proviamo a vedere cosa è successo dopo la battuta del fallo da parte del Valdagno. Il contrasto non c'è stato, sembra al momento, nessun contrasto. Ecco, adesso il contrasto con
con Bolla. In effetti non sembrava un contrasto duro. Evidentemente nel contrasto deve aver subito un colpo sulla schiena, era un movimento e non sembrava, ripeto, non sembrava un contrasto. Si riparte con la pallina sulla stecca di giocatori in casacca bianca, si incarica della battuta Refosco. Cocco. Intanto è entrato in pista con il numero 3 Busato a sostituire. È proprio Busato che si guarda attorno dopo un tiro. Lamentano alcuni contrasti i giocatori del Valdagno e del Montebello. Ancora un tiro dalla lunga distanza, non trova lo specchio della porta. Era ben piazzato il nostro Michael Nardi. 3 falli a 1 a sfavore del Montebello. Busato a cercare Cocco, costretto a tornare indietro alla volta di Refosco, quindi Busato, un giro a 3 a centrocampo, cercano di trovare gli spazi i giocatori di Mister Rigo, ne trovano uno sul passaggio filtrante a servire Busato, non trova lo specchio della porta, era ben piazzato il nostro Nardi. Adesso è Cinquini che non subisce fallo, 3 giocatori del Valdagno e il passaggio non si chiude. Rossi nega la chiusura del passaggio e ancora il Valdagno che prova a monetizzare questo momento di entusiasmo. Ancora un passaggio filtrante intercettato da Tudela. Cinquini sull'azione di contropiede, il passaggio al volo a cercare il numero 7 Bolla Simone che insacca alla sinistra di Checchetto Giulio, portando il Montebello quando sono trascorsi poco più di 4 minuti e mezzo. Ecco, riguardiamo il replay, il passaggio da parte di Rossi a cercare Cinquini, si infila in mezzo Bolla, capisce tutto Cinquini, al passaggio, al volo, nulla può fare l'estremo difensore del Valdagno. 1-0 per il Montebello, diciamo quando sono trascorsi 4 minuti e mezzo, state rivedendo il replay sui vostri teleschermi, guardate lo splendido passaggio di Cinquini e l'insaccata al volo da parte di Bolla. Si riparte adesso una buona azione per il Valdagno che si trova 2 volte da solo, prima con Refosco e dopo con Cocco di fronte a Nardi. Non riescono ad approfittarne. Intanto il primo time out chiesto da Mister Oviedo. Il Valdagno affronta questo match con 3 punti in classifica derivanti da 3 pareggi contro il Seregno fuori casa e contro il Roller e il Trissino in casa. Un 4-4 nell'ultima partita contro il Trissino in casa, dove la conduzione del Valdagno è stata pressoché per tutto il tempo, quando il Trissino ha raggiunto il pareggio. Dall'altra parte il Montebello si presenta con 4 punti in classifica, una partita vinta fuori casa contro il Recoaro e appunto il pareggio della settimana scorsa, come vi dicevo prima, nei confronti del Sandrigo. Tutto pronto per la ribattuta a 2 sulla pallina. Cocco per il Valdagno, Rossi per il Montebello.
La pallina a favore del Montebello, il passaggio non calibrato benissimo da Tudela ed è il Valdagno che ne approfitta con Busato che gira dietro porta, serve Refosco. Provano, dicevo, a trovare degli spazi i giocatori del Valdagno. Ancora dietro porta il passaggio da parte di Crosara che non trova nessuna stecca dei suoi compagni. Adesso l'affondo da parte di Busato viene intercettato, recupera il Montebello, la pallina adesso sulla stecca del Sale, appena entrato a sostituire Cinquini. Rossi, quindi del Sale, si propone a cercare il passaggio da parte di Tudela. Tudela sulla fascia sinistra, prova a controllare, non controlla benissimo, recupera e torna indietro su del Sale. Bolla, Tudela, si guarda attorno, tiro potentissimo, non trova, disattento l'estremo difensore del Valdagno, e sulla sua respinta proprio il Valdagno recupera il possesso della pallina. Busato prova a servire in mezzo Crosara, non ci riesce e subisce fallo, quarto fallo per il Montebello. 32 secondi ancora da giocare e il numero 7 Bolla in questo momento, probabilmente per protesta, e si prende il cartellino giallo. Il numero 7 del Montebello. Si riparte con la pallina sulla stecca, i giocatori in casacca bianca. Battuta. Busato prova un passaggio filtrante, non riesce, sulla ribattuta torna indietro, passa a Refosco. E adesso il tiro che non trova lo specchio della porta da parte di Cocco. C'è Rossi in ginocchio per terra, probabilmente proviamo a rivedere se si riesce a vedere dal replay. Guardate, Rossi ha preso ha praticamente è stato colpito alla spalla di Refosco. Si riparte intanto una sostituzione sulle file del Montebello. È entrato con il numero 96 Wilson Raul ed è uscito il numero 45 del Sale. Scusate, no, del Sale è in pista, è uscito Rossi. E adesso il Valdagno che prova a affondare con Crosara, non ci riesce. Un'ottima occasione per il contropiede per il Montebello, non riesce a trovare il tempo Rossi, e sulla ripartenza il Valdagno prova a farsi pericoloso, tuttavia non avvicinandosi alla porta. Ancora il passaggio in mezzo, riesce a deviare con il numero 7 in porta, nessun tiro preoccupante in questo momento. E adesso il tiro potentissimo a parte di Refosco, deviato da Nardi. Tudela, provano a ricomporsi i giocatori del Montebello, a fare un po' di ordine. Del Sale, passaggio non riuscito e non chiuso bene. Adesso i 5 secondi, intanto un cartellino giallo e un fallo di squadra, probabilmente perché dopo il fischio ha allontanato la pallina, ma è soltanto una mia supposizione, non mi è chiarissimo. Questa è la decisione del signor Righetti. Si parte con l'angolo sinistro della porta difesa da Checchetto, si incarica della battuta a Wilson, vicino a lui Del Sale, proprio lui che viene servito. Del Sale si guarda in mezzo, non ci sono spazi, cerca Cinquini che intanto ha rilevato il posto di Tudela. Cinquini prova ad affondare ma capisce tutto. Cocco gli sfila la pallina, un tiro potentissimo sulla destra di Nardi, non trova
lo specchio della porta, ritorna la pallina sulla stecca dei giocatori in casacca grigia. Wilson indietro per Rossi, tiro in centro, recuperato dal numero 93 Crosara. Intanto è rientrato in pista Pasquale e adesso sembrava una spinta da parte del numero 3 del Valdagno, non gli viene concessa, la pallina ritorna sulla stecca del Valdagno. Viene indicato l'angolo basso a sinistra di Nardi. Battuta. Il Valdagno alla ricerca disperata di trovare spazi. Busetto, tiro respinto da Nardi. Del Sale e Pasquale. Del Sale alla meglio, la pallina sfila a cercare Wilson, lo trova, 2 su di lui, riesce in qualche modo ad intercettare, a passare, chiude il passaggio alla volta di Cinquini, un tiro potentissimo, ben piazzato, respinto dall'attento Checchietto. Adesso i 10 secondi trascorsi, si riparte dall'angolo basso a destra della porta dell'estremo difensore del Valdagno. Intanto un ulteriore cambio, esce Rossi, entra Tudela nelle file del Montebello. Si incarica della battuta Wilson. Del Sale si guarda attorno, prova a guardare in mezzo, non trova nessuno. Tudela, tiro potentissimo, il passaggio, doppio passaggio tra Cinquini e Wilson. Ottima l'intesa tra i due giocatori del Montebello. Attentissimo ancora Checchetto che nega la rete del Montebello. Adesso il contropiede, Tudela prova a fare tutto da solo, in mezzo a lui, in mezzo c'è Cinquini, prova in qualche modo a tirare e questa volta subisce un fallo al limite dell'area. Discussione tra Tudela e il signor Righetti. Tudela mima un fallo un po' più pericoloso e chiedeva probabilmente il rigore. Lo vedremo poi in replay. Del Sale viene servito dal passaggio di Tudela che ritorna sul passaggio su di lui. Cocco, Pasquale esce da dietro porta Crosara, la pallina rimbalza sulla balaustra, non trova il proprio compagno. Ritorna il Montebello a costruire in questa fase di gioco. Cinquini, Tudela prova a girare dietro porta, gli sfila la pallina e c'è ancora un contropiede da parte del Montebello. Tudela, un controllo di pallina non felicissimo, era riuscito a smarcarsi ma non trova lo spunto per tenere la pallina vicino al corpo ed affondare. Si riparte con una pallina a 2. Tudela e Crosara. Alla meglio Tudela, si guarda indietro, serve proprio Del Sale, spinto molto indietro a trovare l'uscita di Wilson. Wilson dalla lunga distanza, un tiro non potentissimo ma sicuramente pericoloso che si innalza. La pallina viene intercettata con il corpo da Pasquale, proprio lui che riparte. Adesso il Valdagno in possesso della pallina. Crosara prova a infilarsi tutto solo
in contrasto con Tudela, la meglio Tudela, recupera la pallina, tiro dalla lunga distanza a servire Cinquini, ben piazzato alla destra di Checchetto, la deviazione non finisce in porta, adesso il passaggio non calibrato benissimo da parte di Wilson, ne approfitta Busato, ferma tutto, si guarda attorno, cerca uno spazio, lo trova sulla fascia su Pasquale, quindi indietro per Cocco, ancora Busato, la pallina deviata fuori e ancora il Valdagno, si azzerano in 45 secondi. E il Montebello con Cinquini tutto solo che prova da sottogamba ad impensierire, l'aveva anche superato ma non ha trovato lo specchio della porta. E adesso è il passaggio di Busato a servire il neoentrato con il numero 10 di Qui Giovanni, che non riesce a deviare in porta. Ancora il Valdagno che prova a cercare spazi con Busato, dietro porta verso Crosara, indietro a servire Pasquale, tiro dalla lunga distanza, colpisce il corpo del proprio compagno del numero 3 Busato. Adesso è il Montebello che ne approfitta per un contropiede, un tiro potentissimo da parte di Tudela, deviato. Mentre da entrambe le postazioni gli allenatori eseguono il cambio, entra con il numero 7 per il Montebello, entra con il numero 7 Bolla, esce con il numero 19 Cinquini. E intanto sul passaggio Refosco prova ad infilare, non trova l'esterno della rete. Il Montebello riparte, un passaggio verso Wilson non calibrato a misura ma riesce in qualche modo a recuperare. Ancora Wilson, cercare del sale, non si capiscono i due. Il Valdagno adesso un po' di spazi, si trova tutto solo Refosco, non riesce ad approfittarne su un tiro, su un passaggio al volo. La pallina adesso un po' confusionaria tra le due formazioni, finisce sulla stecca di Tudela, improvvisamente non riesce a controllare. Adesso il Valdagno con Busato, Refosco, alti i giocatori del Montebello. Adesso trascorsi 5 secondi, intanto entra in pista per la prima volta in questo match il numero 77 Iselle, lascia il posto Tudela. Bolla dalla lunga distanza sul corpo di Refosco, pallina a 2, è proprio Refosco e Iselle che si trovano davanti alla pallina. Una lotta tra i due di Qui Giovanni. 10 secondi ancora trascorsi, la pallina, un po' di ostacolo da parte di Qui Giovanni per il recupero della pallina. Il passaggio a servire Iselle. Si allargano un po' i giocatori del Montebello, un po' di pasticcio da parte di Iselle, riesce a recuperare ancora la volta di Wilson, questa volta i 5 secondi sono concessi a favore del Valdagno. Un batti e ribatti, 11 minuti e 05 ancora da giocare in questo primo tempo, in questa settima giornata di campionato di Serie A2 Girone A, qui al Palazzetto dello Sport di Montebello. Il Montebello conduce per 1-0 sul Valdagno.
con, ricordiamo, il gol portato a segno da Bolla su un passaggio insaccato al volo. E adesso un ulteriore fallo. Sono 6 falli per il Montebello, 4 per il Valdagno. Il Valdagno che prova a costruire l'azione ma non trova spazi, ben attenta la difesa del Montebello, con il numero 2 Pasquale a servire di qui Giovanni. Ancora Pasquale, si guarda in mezzo, di qui Giovanni, non c'è fallo, ne commette uno lui sulle volte di Rossi, non ci sono avvertimenti da parte del signor Righetti. E adesso è Bolla che gira dietro porta, 2 giocatori su di lui, indietro per Iselle, ancora indietro a cercare Wilson. Si guarda attorno, Iselle viene servito, su di lui Pasquale, Bolla, Wilson, si guarda attorno, cade Iselle, reclama il fallo, non c'è fallo. Bolla, 7 secondi ancora da giocare, tiro, finisce sulle gambe del numero 24 Refosco per il Valdagno, che è proprio lui che recupera la pallina, serve Busato, Busato affonda sulla fascia destra, tiro sul lato, e adesso un'ingenuità da parte di Iselle, una più che ingenuità, un controllo maldestro da parte di Iselle, che concede un'ottima occasione al numero 3 Busato, che non riesce ad approfittarne. Bolla, Bolla, ancora lui, tutto solo di fronte alla porta sull'angolo destro, tiro ben piazzato, Checchetto, riparte il Valdagno con Pasquale a servire di qui, scusate, a servire il numero 93 Crosara in mezzo per a cercare di qui Giovanni, e viene decretato il rigore da parte del signor Righetti. Non mi pareva ci fosse una intenzionalità, non ci fosse neanche il fallo. Guardiamo adesso il replay, guardate sul vostro teleschermo il passaggio. Un po' dubbio il rigore, lo rivedremo nei prossimi replay. Si incarica della battuta il numero 2 Pasquale, tiro e insaccare in alto a sinistra Nardi, Michael, tutto da rifare per i giocatori del Montebello, che fino a questo momento hanno condotto una buona azione. Rivedete il replay, il tiro diretto. 1-1, 8:36 ancora da giocare in questo primo tempo, tutto da rifare. Dicevo, una buona prestazione da parte dei giocatori di casa, con un Valdagno che si è reso qualche volta pericoloso, ma i giocatori del Montebello sono riusciti a chiudere gli spazi. Adesso il tiro potentissimo ancora a Checchetto, ripartono in volata i giocatori del Valdagno, capisce tutto Iselle che recupera la pallina, Tudela, tutto solo, torna sul rientro di Refosco, ancora la pallina sulla stecca dei giocatori del Montebello. Rossi si guarda attorno, il passaggio morbido a cercare Tudela, capiscono tutto i giocatori in casacca bianca, parte Refosco, Bolla e Iselle sul neoentrato Vallo Ortigara. E adesso il Montebello, pasticciano un po' Rossi e Iselle, riescono a tenere il possesso della pallina. Tudela in mezzo alla porta, prova ad infilarsi, non c'è fallo secondo il signor Righetti, ed è un'occasione per il contropiede da parte del Valdagno, un tiro a porta libera, il rientro da parte di Tudela, alza e schiaccia
che non trova, disattento Checchetto. Ripartono in grande velocità i giocatori del Valdagno, ottima occasione per il Valdagno, splendida occasione per il Montebello, nulla di concreto da entrambe le parti. E adesso è Refosco che prova a ricostruire il fallo subito da Di Qui Giovanni, l'ottavo fallo per il Montebello. Adesso si fa un po' dura in termini di conteggio dei falli. Ragazzi, bisogna stare molto attenti. Un tiro da parte di Refosco che trova attentissimo Nardi sulla ripartenza, un piccola ingenuità, la pallina torna sulla stecca dei giocatori in casacca bianco azzurra. Refosco e intanto esce dalla pista con il numero 10 per il Valdagno, Di Qui Giovanni, e ritorna in pista con il numero 7 Cocco Mattia. È proprio lui che prova un tiro morbido ma insidioso, respinto da Nardi, indietro recuperato da Crosara. Tiro sul pattino di Rossi, quindi Tudela, tutto solo, tiro fuori misura, non trova lo specchio alla porta. Sul recupero prova Rossi ma ne approfitta il Crosara. Ancora batti e ribatti entrambe le formazioni. Adesso è Iselle che recupera la pallina, serve Rossi. Iselle lunghissimo a cercare Tudela, in qualche modo riesce a trovarlo. L'azione di marcatura non viene chiusa da parte di Tudela, è proprio Refosco che gli nega l'affondo. E adesso il Valdagno, ancora Cocco con un tiro morbido in mezzo all'area di rigore, respinto dal attentissimo numero 17 Nardi. E il Valdagno adesso sta cercando di imprimere un ritmo leggermente diverso alla sfida. Il Montebello ancora con Rossi che prova a rubare, a fare il furto della pallina. Questo concede il contropiede, negato da Bolla. A servire Iselle, quindi Tudela. Cambio veloce tra i fili del Montebello, ritorna in pista Cinquini. Iselle, Rossi, Cinquini, Ernest che prova a girare dietro porta, due su di lui, alla meglio Crosara che riesce a servire il proprio compagno. Adesso a centrocampo il Valdagno si guarda attorno. Refosco a cercare Ballo Ortigara, lo trova, tiro, trova attentissimo Nardi. Iselle, tiro a raso terra, respinto da Checchetto, recuperato da Rossi. Torna in pista Del Sale, è proprio lui che viene servito, scambia con Rossi, quindi Cinquini, lungo sulla fascia a chiudere il passaggio ancora su Rossi. Rossi dietro porta, su di lui Refosco, costretto a tornare indietro, ancora Cinquini, molto indietro e larghi i giocatori del Montebello. Cinquini gira attorno, allunga per evitare i 5 secondi, il passaggio filtrante a cercare Del Sale, non lo trova, la pallina viene respinta da Checchetto, ancora Del Sale. Del Sale si gira, un tiro non potentissimo, ma questa volta è il Montebello a subire fallo e quindi il tiro dentro area decretato dal signor Righetti. Proviamo a rivedere l'azione. Riproviamo a rivedere, come vedete Del Sale gira dietro porta, torna indietro e qui di fatto lo aggancia e lo butta giù. Direi che la decisione del signor Righetti è
condivisibile. Adesso non ho capito perché c'è stato un cartellino giallo sulla panchina del Montebello, lo vedremo a fine partita. (3:35) ancora da giocare, 1-1 il risultato parziale di questa settima giornata, che vede il Montebello qui in casa contro il Valdagno. Mi dicono dalla regia che il cartellino giallo è stato per il Valdagno, per l'allenatore del Valdagno. Adesso Tudela prova il suo fallo di prima, non riesce ad approfittarne, rientrano i giocatori del Valdagno. Era un'ottima occasione per il Montebello. Adesso il Valdagno sembra galvanizzato, un tiro fuori misura, non trova lo specchio della porta. Era ben piazzato Nabi, recupera il Montebello con Wilson a servire Cinquini, indietro per Del Sale. E anche, continuano a dirmi alla regia, anche Oviedo è stato ammonito, quindi entrambi gli allenatori hanno preso il cartellino giallo a seguito dell'azione precedente. Il passaggio a cercare con il guardiamo il tiro respinto, il passaggio di Refosco a cercare il numero 3 della formazione del Valdagno, che è stato agganciato, e questa volta condivido la decisione arbitrale. Si ribaltano i fronti, il Valdagno si trova adesso in una situazione per allungare le distanze. Si incarica della battuta il numero 7, Cocco Mattia. Di fronte a lui Nardi, Michael. (2:52) ancora da giocare, 8 falli a 4 per il Montebello. Fischio del signor Righetti, e stavolta è Nardi che nega la rete al Cocco, quindi non si muove, il risultato rimane fermo sulla parità. Rivediamo il tiro del numero 7 del Valdagno. E la respinta da parte di Nardi. Adesso torniamo in diretta, si ricomincia. 2:45 da giocare, 39 secondi di possesso di palla per il Valdagno. Pressing alto da parte dei giocatori del Montebello. Cinquini su Crosara, Vallortigara. Ancora Crosara, prova a servire Vallortigara, il passaggio non si riesce a chiudere. Cinquini, maldestro il suo movimento, ne approfitta Vallortigara con un tiro che non trova la chiusura in porta, e adesso è Wilson, scusate, Tudela in mezzo a due. Tudela riesce a tenere il possesso di palla, Wilson ancora in mezzo a due, gli sfilano la pallina i giocatori del Valdagno. Ancora un po' di confusione alla meglio con il Cocco a servire Refosco. Recuperano i giocatori in casacca grigia. Adesso è Cinquini che prova il recupero, il tiro sulla parte alta destra della porta difesa da Checchetto, non trova il rettangolo arancione della porta. Recupera il Valdagno con Crosara, tiro da parte di Refosco, respinto da Wilson. Si riparte con una pallina a due. Refosco e Wilson
uno di fronte all'altro, in attesa del fischio del signor Righetti. Fischio che concede la pallina a Refosco. Finisce fuori dalla pista, si incarica della battuta il numero 45 del Sale, quindi Cinquini. 35 secondi di possesso di pallina per il Montebello. Wilson, un passaggio in mezzo all'area, una deviazione che sbilancia Checchetto ma finisce fuori dallo specchio della porta. Recupera ancora il Montebello. Del Sale, Tudela, Del Sale, e adesso il Valdagno che prova a tenere un po' alta la linea di difesa per pressare. Ancora Cinquini, si gira Wilson, finisce fuori porta, scivola Tudela, non riesce a controllare, recupera il Valdagno e adesso il Valdagno si trova in mezzo, il passaggio non si riesce a chiudere e questa volta è il fallo commesso dal numero 7 Cocco che riceve il cartellino blu, il primo cartellino blu di questa partita quando mancano 41 secondi. Vediamo il replay, la pallina che si innalza e mi sembra di aver visto una steccata. Quindi si riparte con la superiorità numerica, 41 secondi più il secondo tempo da scontare per chiudere i 2 minuti. Si sta per chiudere il primo tempo. Un'azione velocissima, a parte i giocatori del Montebello, Del Sale, Cinquini in mezzo a cercare Wilson. Questa volta è Tudela che commette fallo, un'ingenuità da parte del numero 58 del Montebello. 27 secondi da giocare, 9 i falli del Montebello e si riparte con Refosco. I giocatori del Valdagno sicuramente devono allontanare la pallina per recuperare il più possibile secondi. E Cinquini che recupera dietro porta, allunga la volta di Nilsson, recupera ancora il ritorno di passaggio, a parte Cinquini, il passaggio per Del Sale, un po' fuori misura, allargato per Tudela, 11 secondi ancora da giocare. Tudela che prova a infilarsi tutto solo, tiro in porta alto sulla testa di Checchetto e adesso il fallo commesso da a quanto pare c'è il 10° fallo per il Montebello, è un cartellino giallo per simulazione a detta del direttore di gara. Appunto la simulazione da parte Del Sale. Quattro secondi ancora da giocare e si presenta un'occasione, nonostante l'inferiorità numerica a parte dei giocatori in casacca bianca, si presenta l'occasione per il Valdagno di chiudere il primo tempo con un risultato a loro vantaggio. Nardi di fronte a Nizzero, appena entrato proprio per questa battuta. Il tiro potentissimo di prima finisce per essere parato con caparbietà da parte del numero 17 del Montebello. Si riparte, 0 secondi e da ancora da giocare. Il tiro dalla lunga distanza a parte di Wilson. Si chiude il primo tempo con il risultato di 1-1. Ricordiamo che il secondo tempo inizierà in superiorità numerica per il Montebello per circa 1 minuto e 20 secondi. Noi vi lasciamo per la pausa e ci ritroviamo tra circa 10 minuti.
Bentornati qui al palazzetto dello sport di Montebello per questa settima giornata di campionato di Serie A2 Girone A. Ricordiamo, per chi si fosse collegato in questo momento, come vedete sul vostro schermo, il risultato di 1-1. Alcune azioni salienti da ricordare: nel primo tempo il cartellino blu a 41 secondi dalla fine per il Valdagno, che concederà appunto circa 1 minuto e 20 di gioco in superiorità numerica in questo secondo tempo. Un rigore e un fallo e una punizione di prima da parte del Valdagno, uno realizzato e quindi che ha portato al pareggio del punto del Valdagno. Il secondo a pochi secondi dalla fine, a circa 4-5 secondi dalla fine per il Valdagno, negato da parte di Nardi. Dall'altra parte l'unico rigore concesso al Montebello non realizzato da parte di Tudela. Tutto pronto per ripartire. Si incarica della battuta con il numero 44 Rossi a servire del sale. Scusate, Wilson, Cinquini, Wilson, Tudela. Sfila per un attimo la pallina Crosara. Ancora il giro a 4 dei giocatori in casacca grigia a cercare Cinquini in mezzo all'area di rigore. Non ha trovato un tentativo del Valdagno di rimpossessarsi della pallina per guadagnare secondi, e Cinquini che ha la meglio, che serve Tudela. Passaggi veloci verso Wilson, esce Rossi, ancora Cinquini, prova a infilarsi in mezzo per Wilson, fendente. In porta ancora Checchetto, ben piazzato il tiro dalla 3/4 di campo da parte di Tudela. Gabriel, questa volta il portiere del Valdagno non può far nulla, probabilmente anche leggermente coperto dalla difesa chiusa del Valdagno. Guardate il fendente preciso in alto a sinistra della porta, difesa dal Checchetto. Risultato di 2-1, giochiamo ancora in 4 in superiorità numerica, abbiamo ancora qualche secondo per condurre la partita in superiorità numerica. Tudela, Wilson, Tudela, dietro per Cinquini, che in qualche modo riesce a servire Rossi. Il tiro al volo non si concretizza. Un brivido ancora per il Valdagno, che intanto recupera il quarto giocatore. Si ristabilisce la parità numerica e si ricomincia il passaggio intercettato da Wilson. A servire ancora Tudela, tiro potentissimo, respinto da Refosco. Ancora Tudela, 2 su di lui, galvanizzati i ragazzi di Mister Oviedo. Ancora Tudela, riesce a girarsi, ma il passaggio non raggiunge la porta. È Refosco che prova a recuperare, quindi Crosara indietro per Cocco. Ancora Cocco, tiro in porta, ben piazzato Nardi. E adesso 2 giocatori su di lui, su Cocco, e Wilson che capisce tutto. Tiro potentissimo, alto sullo specchio della porta. La pallina finisce sulla rete esterna. Si riparte con una battuta a 2, un inizio di secondo tempo entusiasmante, che ha visto appunto il vantaggio della squadra di casa. Ricordiamo 10 falli per il Montebello, il 10° fallo proprio a 5 secondi dalla fine del primo tempo, che ha concesso il tiro di prima ai ragazzi di Mister Rigo. Al tiro era andato Nizzero, che non è riuscito a realizzare sull'opposizione di Nardi. E adesso è Rossi da lunga distanza, intercettato da Checchetto. Ritorna il Valdagno, riparte il Valdagno in mezzo, devono un po'
cercare di mettere un po' di ordine, ragazzi, in casacca bianca. E adesso la chiusura, si propone Re Fosco per un passaggio filtrante, riceve il possesso della pallina, adesso il passaggio a cercare Crosara in apertura, un tiro bellissimo a parte Crosara, attentissimo Re Fosco per il Valdagno. Re Fosco in mezzo, allarga per Cocco che prova ad infilarsi in mezzo, doppio rimbalzo, Rossi per il Montebello. Adesso il Montebello che recupera il possesso della pallina, cerca di andare su e di portare su. Bella l'azione di rischiosa, ma bella l'azione di Cinquini. E adesso è Wilson che prova ad infilarsi, ma subisce fallo. Rivediamo. A giudicare dal gesto che ha fatto Wilson, ha sicuramente ricevuto una steccata sulla mano. Guardiamo il numero 2 Pasquale, è stato lui l'autore di questo fallo che concede al Montebello il rigore. Se ne occupa Wilson della battuta. Di fronte a lui la possibilità di allungare le distanze per il Montebello. 3-1, un'ottima prestazione e un ottimo tiro da parte di Wilson. Buona l'intenzione da parte di Checchetto, guardate, ma la pallina raso terra. Rivediamo il tiro di Wilson sul recupero a parte di Checchetto. 3-1 e adesso il Valdagno ha la sua partita in salita. Il Montebello può approfittare anche in maniera psicologica di questo momento della partita del sale. Cinquini non controlla felicemente, prova a recuperare Bolla appena entrato a sostituire Tudela. Il passaggio, adesso è Crosara che riceve il passaggio, tornano indietro, provano a ricomporsi i giocatori del Valdagno, qualche errore anche in fase di passaggio che non viene capitalizzato dal Montebello. E Cinquini che gira dietro porta, si guarda attorno, contrastato da due giocatori del Valdagno, si lamenta ma non c'è fallo, continua il passaggio in mezzo per il Valdagno. Proviamo a vedere a questo punto invece la punizione di prima, questa volta è dall'altra parte, si ribaltano i ruoli. La punizione di prima subita dal numero 93 Crosara, ed è proprio lui che si incarica della battuta. Di fronte a lui Nardi. 20 minuti, poco meno di 5 minuti dall'inizio della partita. Crosara che gioca e probabilmente si è atteso un rientro molto lento da parte dei giocatori del Montebello e accorcia le distanze con il numero 93 Crosara. 3-2. Non bisogna andare sotto, ricordiamo che il Montebello aveva appena allungato le distanze, adesso è Rossi che prova il tiro, intanto è entrato in pista con il numero 77 Iselle. È proprio Iselle che prova a recuperare la pallina sul numero 7 Cocco ed è Iselle che commette fallo. L'11° fallo per il Montebello. Cocco è ancora a terra. Si rialza e si riparte. Sulla pallina si piazza Busato, penetrato. Quindi Cocco. Su di lui Bolla con un pressing altissimo. Il passaggio in mezzo a cercare Re Fosco che non riesce ad insaccare. Adesso il Valdagno che prova in qualche modo a trovare degli spazi e qualche spazio lo trova in mezzo alla difesa leggermente scomposta del Montebello, ma la reazione del Montebello, adesso Rossi è lui che subisce il fallo.
Subisce il fallo da parte di Cocco, ma è Cocco a farsi male. Viene chiamato l'intervento dell'assistenza di pista. Le mani sul volto, ha sbattuto verosimilmente la testa o il viso. Proviamo a rivedere. Sì, come vedete ha commesso il fallo, ma nel trascinarsi per terra insieme a Rossi ha colpito con la testa il parquet. Speriamo nulla di grave. Tanto i sanitari sono vicino al numero 7 del Valdagno. (19-19) sul tabellone. Il secondo tempo ha regalato già in questi primi 6 minuti delle azioni e 3 gol. 2 gol del Montebello che hanno portato la squadra di casa in vantaggio di 2 reti ed un gol del Valdagno su una punizione di prima. Insaccata dal numero 93 Crosara. Intanto è ancora a terra con Cocco. I sanitari sono vicini a lui. Si rialza e guadagna guadagna la panchina. Come avete visto, aveva sbattuto sul parquet la testa nel trascinarsi in terra dopo il fallo commesso ai danni di Rossi. Intanto ne approfittano entrambi i mister per eseguire alcuni cambi. Entra con il numero 57 per le fila del Montebello Geoffrey Alessandro. Si riparte. Pallina sulla stecca del Sale. Bolla, si guarda attorno, profinta il tiro. 2 su di lui, torna indietro. Adesso il pressing altissimo da parte dei giocatori del Valdagno. Tiro da centrocampo da parte di Iselle. Non si fa trovare disattento il numero 15, il capitano e portiere della Valdagno. E ancora Iselle che prova a sfidare il numero 3 che viene atterrato mentre Busato è a terra. Non ravvede nulla il direttore di gara. La pallina finisce sulla stecca del Valdagno. Refosco, Crosara, l'autore del secondo gol per il Valdagno. Adesso recupera il Montebello con Del Sale. Non trova compagni liberi, costretto a tornare indietro dall'altra parte per il numero 7 Bolla, quindi Geoffrey. Bolla. Iselle non trattiene. Il passaggio verso Vallortigara, appena entrato. La pallina a favore del Valdagno. Sulla pallina Crosara, vicino a lui. Refosco, quindi Crosara, Busato, 2 giocatori su di lui, tornano indietro,
parte in velocità Crosara, prova un tiro in due tempi, Nardi a parare il tiro, riparte il Montebello, viene fermata l'azione, la pallina deve fermarsi e ripartire dal punto indicato dal signor Righetti. Gioffre, bolla su passaggio, la deviazione fuori da parte di Vallortigara. Si riparte con una rimessa per il Montebello. 3-2 il parziale di questa settima giornata del campionato di A2. Girone A, Montebello 3, Valdagno 2. 11 i falli per il Montebello, 5 i falli per il Valdagno. Bolla del Sale. Stringono le maglie i giocatori del Valdagno, si allargano i giocatori del Montebello, in difficoltà Gioffre, riesce a servire Iselle, un tiro potentissimo deviato da Crosara, recupera ancora il Valdagno, quindi il Montebello, e questa volta è un fallo commesso da Bolla sulla schiena di Crosara. 12° fallo, bisogna fare attenzione ragazzi a giocare con pochi falli. 3-2 il parziale, 17-11, riparte Busato, che dopo un passaggio riceve la pallina, parte in velocità, prova ad infilarsi, capisce tutto Nardi che serve Iselle in mezzo, 2 su di lui, il passaggio per Bolla, stop e tiro, troppo vicino al portiere del Valdagno, troppo vicino a Checchetto. Ancora il Montebello urla da parte dei sostenitori in tribuna, un ulteriore tiro da parte di Sellera, doppia di marcatura su di lui, la pallina viene fuori, recupera Bolla, quindi Gioffre del Sale, ancora Iselle dietro per Nardi, Bolla, un passaggio sbilenco che raggiunge comunque Gioffre, quindi del Sale, ancora Gioffre, 16 secondi ancora di possesso di pallina, Gioffre in mezzo, a mezza altezza, non riesce a deviare Iselle, recupera il Valdagno, quindi Refosco indietro per Busato, che riesce a tirare in porta e raggiungere la porta. Due giocatori su del Sale, che parte in tutta velocità, allarga per Bolla su di lui, Vallortigara costretto a tornare indietro, pressione potentissima da parte dei giocatori del Montebello. Adesso è del Sale che trova il guizzo in mezzo a due, riesce a servire Gioffre, quindi Bolla. C'è il continuo raddoppio di marcatura da parte dei giocatori di Mister Rigo, dei giocatori in casacca bianca, che provano a tentare un pressing per cercare di sfinire e far sbagliare i giocatori del Montebello. In questo momento riescono a passare la pallina in mezzo e il tiro di Refosco sulla respinta si infrange sui parastinchi di Gioffre, e adesso è Iselle che reclama un rigore. La pallina svirgola oltre la porta di Checchetto. Crosara, riparte il Valdagno. Intanto il passaggio, intanto ritorna in pista il numero 2 Pasquale, il passaggio a cercare Crosara, che insacca nell'unico probabilmente buco lasciato libero. E il terzo gol, scusate, da parte di Vallortigara, non realizzato a Crosara. Adesso il tiro da parte di Tudela e il Valdagno prova a ribattere
3-3, si ritorna in risultato di parità. 14-27 sul tabellone ancora da giocare, un alza e schiaccia da parte del Valdagno, da parte di Busato, che finisce fuori dal sopra lo specchio della porta, e adesso è Cinquini, raddoppia marcatura su di lui. Pallina 2. Sulla pallina Busato e Del Sale, alla meglio Busato per il Valdagno, torna indietro verso Pasquale. Pasquale riesce a servire Crosara, che si gira, tiro centrale non potentissimo, ma di fronte alla porta di Nardi. Adesso è Tudela nel ritorno della battuta, il 13° fallo. Il 13° fallo per il Montebello su una spinta che mi sembrava una spinta di gioco. Il passaggio filtrante ancora da parte del numero 2 Pasquale. Il Valdagno adesso un po' scombinate le fila da parte dei giocatori sia del Montebello che del Valdagno. Tudela 3 su di lui, prova ad infilarsi in mezzo a 2, alla meglio Rossi, e questa volta la pallina viene deviata in fuori dal rettangolo di gioco. Si riparte con la pallina sulla stecca del Montebello. Tudela è ancora a terra, e intanto ha effettuato un cambio tra le file del Valdagno. Esce con il numero 3 Busato, entra con il numero 24, ritorna in pista con il numero 24 Refosco. Sulla pallina Rossi, e Del Sale. 3-3 il risultato. Ricordiamo che il secondo tempo era iniziato con una superiorità numerica da parte dei giocatori del Montebello, che ne avevano approfittato appieno, portando il vantaggio a 2 reti, quindi 3-1, raggiunte poi dal Valdagno, prima con una punizione di prima e adesso con una deviazione da parte di Vallortigara, che non ha trovato scampo per Nardi. Tiro che si infrange sul guantone di Checchetto. Riparte Crosara in velocità, recupera in qualche modo il Montebello, che spazza fuori per il recupero da parte di Pasquale. Ancora il Montebello, un alza e schiaccia da parte di Crosara, e questa volta il fischio del signor Righetti a chiamare la pallina alta sull'alza e schiaccia di Crosara, che aveva in qualche modo continuato l'azione mettendo la pallina in rete, dando un brivido ai tifosi del Valdagno. Riparte il Montebello con Tudela, quindi Cinquini. Crosara su di lui, prova ad impensierirlo, riesce a portarsi la palla, prova a tirare in porta, ancora la pallina finisce spaventosamente tra le braccia del Checchetto, e adesso è Nardi sulla respinta, un po' a campanile, che in qualche modo favorisce i giocatori del Valdagno. Raddoppia marcatura su Refosco, che riesce a tenere la pallina dalla lunga distanza. Pasquale, tiro respinto da Nardi. Rossi sull'angolo sinistro, ben piazzato, ma ben piazzato anche Checchetto, che nega il gol al Montebello. Ritorna indietro con il numero 45 Del Sale, tiro respinto ancora, doppio tiro da parte di 3 tiri da parte di Tudela, e per 3 volte la respinta di Checchetto.
Intanto doppio cambio, entra il numero 10 di qui Giovanni in pista per il Valdagno, mentre per il Montebello ritorna in pista Wilson con il numero 96. Sulla pallina Rossi, di vicino a lui Wilson, indietro Cinquini, proprio lui che riceve la pallina. Servire Rossi, respinto sul tiro da parte di Re Fosco, e Rossi che tira lontanissimo a cercare Wilson, trova Tudela sulla sponda, torna indietro servendo Cinquini, passaggi veloci per il Montebello, tiro potentissimo a parte di Rossi, recupera il Valdagno, adesso c'è un po' di spazio per i giocatori del Valdagno, il passaggio in mezzo a cercare di qui Giovanni, un'azione del Valdagno e un brivido per il Montebello. I brividi in questo momento si contrappongono da una parte e dall'altra. Intanto segnaliamo che qualche minuto fa il dirigente del Valdagno è stato espulso, verosimilmente per proteste. Tudela, Nilsson e Wilson, scusate. Rossi prova a servire Wilson, non si chiude il passaggio. Cocco, quindi di qui Giovanni che prova ancora, un alza e schiaccia, non riesce a chiuderlo. Tudela a servire Wilson, tiro fuori misura, la pallina si infrange sul retro della balaustra e riparte il Valdagno con di qui Giovanni che prova a servire in mezzo, non trova il passaggio filtrante, capisce tutto Nardi, serve Cinquini, quindi Wilson dietro per Rossi che tira dalla lunga distanza ma prende il corpo probabilmente del compagno di squadra, scivola Cinquini, scivola sono stupito perché il fallo, o meglio non sembrerebbe un fallo, intanto era già stato buttato a terra e sulla guardate il replay, giudicate con i vostri occhi quei Cinquini, cade, recupera la pallina e Wilson a mio modesto parere non mi pare di aver visto nessun fallo, aveva la pallina e si sono toccati con i pattini ed è volato. Intanto il Montebello ha subito il cartellino blu, quindi il numero 96 Wilson Raul ha preso il cartellino blu e adesso è in il Montebello che si trova in inferiorità numerica, dovrà in qualche modo cercare di mantenere il possesso della pallina per 2 minuti e il passaggio alla volta di Crosara dall'altra parte per Pasquale, ancora Crosara, Pasquale, Cocco, Crosara, dietro porta in mezzo, il tiro da parte di Cocco, respinta di Nardi. Ancora il passaggio, provano a correre parecchio, il secondo parata da parte di Nardi, adesso è Bolla che subisce un aggancio e c'è un cartellino rosso
dopo il secondo giallo a Oviedo, probabilmente per protesta. Sembrava in effetti che Bolla fosse stato agganciato e probabilmente aveva reclamato un cartellino blu, quindi mister Oviedo dovrà lasciare la panchina. Batte Bolla, dall'altra parte Rossi, deve tornare in tutta velocità Rossi, Cocco, tiro deviato da Nardi, Tudela e Crosara, e adesso sono due giocatori del Valdagno, miracolo, e adesso il fallo, e questo è un altro fallo agganciato, il numero 7, e ancora un fallo, non viene concesso il cartellino blu, si scaldano dalle tribune, rivedremo in replay, non c'è fallo da blu a detta del signor Righetti, che fino a questo momento aveva condotto una buona azione, una buona direzione di gara, e adesso ci sono un po' di dubbi reclamati dal pubblico per le ultime azioni che vedono appunto i ragazzi di Oviedo in alcune situazioni dubbie che avrete modo di vedere durante il replay di fine partita. Due potenziali cartellini blu negati al favore del Montebello. Ricordiamo che i giocatori di mister Oviedo stanno giocando in 3 contro 4. Mister Oviedo in questo momento ha dovuto abbandonare la panchina per un rosso. 3-3, adesso sono 9 i falli per il Valdagno. Sulla pallina Bolla, quindi Tudela, che prova a mettersi in mezzo a due, scappa, riesce a scappare, su di lui ancora il numero 7 Cocco, ancora Tudela che riesce a recuperare per Rossi, un tiro svirgolato da parte di Pasquale, che gli ha in qualche modo toccato la stecca, un potenziale rigore anche questo non visto dal signor Righetti. E adesso il Valdagno con Crosara che prova a cercare in mezzo il tiro, due volte ribattuto, la pallina finisce in fondo, recupera Checchetto, devia a cercare i propri giocatori, adesso si scombinano un po' le azioni, recupera il rientro di Bolla che deve tenere in qualche modo il possesso della pallina o comunque lanciarla il più lontano possibile, è quello che fa. Passano ancora degli altri secondi, il numero 2 Pasquale a cercare Refosco che non controlla e si ristabilisce la parità numerica. 9 i falli per il Valdagno, 13 falli per il Montebello. Si sta scaldando in questa fase di gioco le azioni si stanno scaldando appunto i momenti di gioco in questa seconda fase del secondo tempo, e adesso la respinta da parte di Nardi, un tiro da parte di Cocco debole. Riescono comunque a recuperare i giocatori del Valdagno. Adesso ancora Pasquale, un tiro a mezza altezza, non fortissimo ma davvero pericolosissimo per il Montebello. Recupera Rossi, a servire Tudela, si guarda attorno, altissima la pressione dei giocatori del Valdagno. Adesso Iselle che prova a controllare, non ci riesce del tutto, la pallina finisce sulla stecca del Montebello e ancora e ancora quattordicesimo fallo per il Montebello. E 58, 14 falli per il Montebello, 9 per il Valdagno. Si riparte appunto con la pallina sulla stecca dei giocatori in casacca bianco-azzurra. La partita si sta infuocando. Le tifoserie sono
Intanto il time out chiamato a questo punto da Mister Randon, visto che Oviedo, come dicevo prima, è stato per doppia ammonizione, è stato buttato fuori con un cartellino rosso. Cocco a cercare di qui Giovanni, su di lui Iselle, recupera la pallina, Cocco su Iselle, Iselle lunghissimo, svirgola sulla stecca di Cocco, nel rientro è proprio Bolla che recupera la pallina tirandola via in maniera del tutto pulita a Pasquale. E adesso Tudela in mezzo, tiro a sorprendere, cercare di sorprendere Checchetto, la pallina tirata in lontananza, recuperata da Rossi. A servire ancora Tudela, che prova a infilarsi in mezzo, non c'è fallo. Cocco dall'altra parte per trovare l'uscita di qui Giovanni, che prova a fare tutto da solo, un alza e schiaccia. Confusione nell'area di rigore di Nardi. Rivediamo il replay. Probabilmente la stecca era anche un tantino alta. Caduto e gli ha dato una steccata in testa a Rossi. Nulla di grave, per fortuna, tutto ristabilito, si riparte con una pallina a 2. Sono proprio Rossi e di qui Giovanni che si trovano uno di fronte all'altro per contendersi questa pallina a 2 nell'angolo basso alla sinistra di Nardi. La pallina finisce fuori, viene ristabilito ancora la contesa a 2. Ancora Rossi e di qui Giovanni, uno di fronte all'altro, in attesa del fischio del signor Righetti. È Rossi che ha la meglio, riesce in qualche modo a passare, non in maniera efficace per tenere il possesso della pallina, e intanto è Refosco che si impossessa della pallina. Il Valdagno con Crosara, quindi di qui Giovanni, Refosco, Crosara, in centrocampo, movimento dei giocatori del Valdagno, attenzione, Crosara, il passaggio a cercare e trovare il numero 24 Refosco, che riesce a girarsi ma non trova lo specchio della porta. Intanto Cinquini, che ha appena preso il possesso del rettangolo di gioco nei confronti di Iselle, tiro potentissimo di Bolla, respinto da Checchetto, ancora Bolla, Checchetto prova ad allontanare dietro porta, recupera il Montebello, ancora Checchetto, ancora alto dietro porta, questa volta il Valdagno con Cocco a recuperare il possesso della pallina. Di qui Giovanni, contrasta il contrasto su di lui da parte di Cinquini, la pallina ancora sulla stecca dei giocatori in casacca bianca, il tiro potentissimo da parte di Cocco, non trova lo specchio della porta, finisce sulla balaustra, nel rimbalzo il passaggio e il controllo da parte di Nardi. Adesso è Cinquini che prova a farsi strada e non ci riesce, costretto a tornare indietro per Bolla, quindi Wilson. Di qui Cinquini ancora sulla ribattuta Wilson, stacca alta, si riparte con Crosara che prova a servire Cocco, non ci riesce, recupera ad ogni modo Refosco. Quindi di qui Giovanni che ancora un alza e schiaccia, un doppio sulla ribattuta, il tiro
Ancora non si schiaccia da parte di qui Giovanni che non trova lo specchio della porta. Guardiamo il replay. E sulla ribattuta con il numero 24 Refosco allunga le distanze. 4 adesso quando mancano 3 minuti e 53 secondi di gioco. E intanto viene effettuato un cambio tra le file del Valdagno. Esce con il numero 10 di qui Giovanni, entra con il numero 2 Pasquale Enea. E adesso è il Montebello che deve in qualche modo mettercela tutta per recuperare e ribaltare. Ricordiamo che il Montebello era passato in vantaggio con 2 lunghezze. Wilson, una deviazione mancata da parte di Tudela, recuperata e bloccata da parte dell'estremo difensore del Valdagno, Checchetto. Palla 2 sull'angolo basso destro dell'area del Valdagno, sulla pallina Tudela, e Tudela che riesce a servire Wilson bolla, tiro potentissimo, non si chiude la deviazione, finisce sopra la porta, ancora la pallina sulla stecca dei giocatori in casacca grigia, bolla, un tiro morbido che prova ad impensierire Checchetto, ben piazzato, recupera ancora il numero 19 del Montebello che prova a servire in mezzo a Tudela, non si riesce. E adesso il 15° fallo su un'azione che non e adesso l'occasione per il Valdagno di allungare le distanze. Sulla pallina il numero 93 Crosara. Non si chiude il passaggio, non si chiude il tiro di Crosara. Bravissimo il nostro estremo difensore, nega la rete al numero 93 del Valdagno che continua in qualche modo a pressare. L'apertura ancora per Pasquale, quindi intercettato da Cinquini. Tudela si lascia sfilare la pallina e adesso è Pasquale, tiro alto fuori misura sulla stecca di Crosara. Del Sale costretto a girarsi e fermarsi. Tudela, un tiro fortissimo respinto da Checchetto. E ancora un ulteriore fallo chiamato dal signor Righetti. 16 falli per il Montebello, 9 i falli per il Valdagno, il risultato parziale di 4-3 per il Valdagno, quando mancano 2 minuti e 13 secondi ancora da giocare qui al Palazzetto dello Sport di Montebello per questa settima giornata di campionato Serie 2 Girone A. Ricordiamo che il parziale del primo tempo le squadre erano andate negli spogliatoi con un parziale di 1-1 per vedere l'inizio del secondo tempo con una rimonta a parte del Montebello, portando le sue lunghezze di vantaggio a 2 reti, quindi con un risultato di 3-1, raggiunto poi sul 3-3 da parte del Valdagno, e un 4-3 combinato da Refosco circa 1 minuto e mezzo fa porta il Valdagno in vantaggio di una lunghezza. Tutto ancora da giocare, 2 minuti e 13, devono tenere duro i giocatori di Mister Oviedo, che ricordiamo è stato espulso, quindi non si trova in panchina, e in questo momento sta dirigendo la panchina Mister Randon. Il Valdagno con Pasquale, Cocco, Pasquale, larghissimo il movimento di gioco da parte dei giocatori del Valdagno a cercare degli spazi per impensierire la difesa del Montebello, e Crosara che riesce ad avere la meglio, e adesso sul passaggio prova ad intervenire
il numero 19 del Montebello. La pallina finisce comunque per essere recuperata appunto dal giocatore del Montebello. Un passaggio e disattenzione da parte di Tudela, che recupera in un secondo momento. Ancora Tudela, su di lui Cocco, dall'altra parte per Del Sale, a cercarsi ancora Tudela per un tiro dalla tre quarti di campo che non trova nessuna deviazione, finisce sul fondo della pista. 43 secondi di possesso di pallina, la pallina sfila in mezzo alle gambe dei giocatori nell'area del Valdagno, non trova comunque lo specchio della porta. Ancora Del Sale, quindi Tudela, ancora tiro deviato altissimo. Si riparte con il possesso della pallina, 55 secondi ancora da giocare. La pallina è sulla stecca del Montebello. 9 i falli per il Valdagno, 16 per il Montebello. E come potete vedere dal vostro schermo, un'azione da parte del mister Randonna, tirato fuori il portiere. Adesso sono 5 giocatori del Montebello, non devono assolutamente perdere il possesso della pallina. 37 secondi ancora da giocare. Cinquini, Wilson, ancora Wilson. I ragazzi devono mantenere il possesso della pallina per evitare il rischio. La pallina, viene fermato il gioco, la pallina per il Montebello. Sulla pallina ancora Del Sale, in pista Del Sale, Wilson, Bolla, Tudela e Cinquini. 5 gli esterni, il tiro di Tudela, scusate, il tiro di Wilson, ancora Tudela, indietro a cercare Wilson, tiro potentissimo, fuori misura, ancora Tudela, Cinquini, tiro, non viene deviato e ancora Tudela. Tanto c'è stato un fischio, si ribatte con una pallina a 2 nell'angolo in basso a destra. 9 ancora i secondi da giocare. Bolla, Wilson e il tiro dalla lunga distanza senza portiere chiude le speranze di pareggio del Montebello, portando il parziale a 5 secondi dalla fine di 5 lunghezze a 3 per il Valdagno. Finisce con il parziale, con il finale, risultato finale di 5-3 per il Valdagno. Una discutibile secondo tempo, discutibile decisione arbitrali che hanno sicuramente non modificato un po' il proseguo della partita. Un'ottima prestazione da parte del Valdagno, una prestazione che gli ha concesso di finire con un punteggio di 5-3. In attesa del fischio dei saluti da parte del signor Righetti e i consueti saluti tra le due squadre, ricordiamo il punteggio finale 5-3 come potete vedere sui vostri schermi. E noi vi salutiamo ricordandovi che la prossima partita
la prossima partita del Montebello lo vedrà impegnato il 24 gennaio a Montecchio Precalcino alle 8:45, fuori casa appunto contro il Montecchio Precalcino. Da Costantino, Leonardo e Lorenzo un saluto e alla prossima.